L'agricoltura è il protagonista del territorio, il protagonista dell'economia trevigiana, e l'importanza di questo territorio è che abbiamo avuto a disposizione una politica locale con gli amministratori locali, una politica provinciale, regionale ma anche nazionale, quindi tutti i piani decisionali che erano a disposizione nostra per poter dialogare sulle tematiche che interessano il mondo degli agricoltori. Nuove sfide e strategie: sicuramente la lotta al cambiamento climatico, a cui si farà fatica a porre rimedio, però l'ingegno e le capacità del mondo imprenditoriale agricolo saranno fondamentali per poter affrontare tutte le problematiche legate appunto al cambiamento del clima. È stato veramente un incontro interessante perché abbiamo visto anche vari punti di vista rispetto all'agricoltura di oggi e la prospettiva dell'agricoltura del futuro. Un'agricoltura che probabilmente un agricoltore dovrà essere sempre più centrale all'interno di questo percorso di transizione ecologica, non in maniera vessativa ma in maniera, voglio dire, partecipata, come un'opportunità economica per l'agricoltore, perché ricordiamoci che non ci può essere una sostenibilità ambientale se non passiamo da una sostenibilità economica e anche sociale. Abbiamo sentito il grosso tema del caporalato, abbiamo sentito il grosso tema della sicurezza sul lavoro, quindi anche questi sono temi legati al reddito. Noi come CI Agricoltori riteniamo che oggi il problema centrale per le nostre agricolture sia il riconoscimento del ruolo e del reddito, un reddito che non deve essere un elemento assistenzialistico ma deve essere un elemento che va generato all'interno di percorsi di filiera virtuosi. Spesso oggi la filiera non lo è, spesso il riparto è voglio dire, drenato in maniera scorretta, lo abbiamo visto anche nella relazione del professore dell'Università di Padova, dove tu hai una produzione contratta e un sistema commerciale, un sistema di distribuzione dove invece si genera il valore aggiunto. Ecco, io credo che questo, accompagnato anche al grande tema delle aree rurali, le aree interne, cioè questa centralità che devono avere i nostri agricoltori per la tenuta anche ecosistemica, pensiamo, voglio dire, al problema idrogeologico che oggi abbiamo dei cambiamenti climatici, siano degli elementi che vanno, voglio dire, raggruppati all'interno di una proposta politica sindacale che noi porteremo nelle istanze europee attraverso le nostre istituzioni. Chiaro che noi in campagna preelettorale abbiamo contattato tutti i candidati sottoponendo il nostro documento. Adesso è un documento che porteremo a conoscenza proprio con degli incontri specifici con i nuovi eletti. Oggi sono stati formulati addirittura i nomi dei ministri europei che parteciperanno alle commissioni e quindi a loro andremo a consegnare quella che è la nostra idea, quella che è la nostra visione di agricoltura, che è un'agricoltura sempre più orientata, voglio dire, alla messa in centro del nostro agricoltore, delle nostre aziende, perché dobbiamo anche arrivare a portare di nuovo i giovani all'agricoltura e non può essere solo in un settore dove le cose vanno bene come ad esempio il vitivinicolo in questa zona, ma deve essere, voglio dire, trasversale a tutti i settori, perché più giovani abbiamo, più ricambio avremo e più agricoltura nel futuro potremo parlare. Il momento di confronto con le categorie è sempre straordinariamente fondamentale, anche perché il DL Agricoltura appena licenziato è frutto di tanto lavoro proprio assieme alle categorie, quindi venire anche a raccontare, venire a dirlo e capire l'efficacia poi del provvedimento fa parte di quel lavoro dei politici che poi in fondo è il lavoro primario, cioè quello di ascoltare e tradurre in pratica le tante istanze che ci vengono dai territori. L'agricoltura della Marche è uno degli esempi, noi abbiamo il record di DOC e DGP mondiale, abbiamo un record regionale con il Veneto e la provincia di Treviso ha un record personale di valore aggiunto rispetto alla qualità. Dobbiamo continuare a lavorare sulla qualità, perché noi non abbiamo grandi estensioni, non possiamo competere con le pianure smisurate dell'Ucraina piuttosto che la steppa russa, che con il cambiamento climatico diventerà particolarmente fertile. Noi possiamo lavorare su quello che ci ha sempre contraddistinto, tradizione e innovazione, e con grande qualità. Ringrazio CIA per questo invito molto interessante di confronto politico e anche con il pubblico. Io penso che per migliorare la nostra agricoltura dobbiamo puntare molto sul tema della ricerca e dell'innovazione tecnologica, che secondo me diventa fondamentale per puntare a una vera sostenibilità che non sia solo di carattere appunto ambientale ma anche economica e sociale. Questo ci potrà permettere di rimanere in piedi, perché se noi attuiamo politiche solo di carattere ambientale il rischio è di mettere in difficoltà le nostre aziende agricole che da un lato non riescono ad avere sufficienti contributi a livello europeo, dall'altro non hanno un mercato che magari riconosce
riconosce il valore, diciamo, l'intervento che lo stesso agricoltore fa, e quindi la diminuzione del reddito per l'azienda agricola. Se viene a mancare l'azienda agricola, di conseguenza tutti i ragionamenti che facciamo attorno allo strumento della PAC vengono a cadere. Quindi credo che per poter tentare di risolvere questa situazione legata a un'agricoltura che deve crescere, perché dobbiamo sfamare il mondo, ma abbiamo dall'altro canto il tema della sostenibilità, dobbiamo puntare sulla ricerca e innovazione, e su questo la Regione sta mettendo parecchi finanziamenti, e anche insieme alla collaborazione con l'Università Veneta. Il CSR ovviamente è molto diciamo anche ingessato, nel senso che rispetto al passato, dove la Regione aveva anche la capacità di poter gestire a livello autonomo con l'Unione Europea le politiche comunitarie, oggi questo viene determinato da un sistema di tipo nazionale. All'interno di questo però ci si può muovere. Noi puntiamo molto sulla meccanizzazione di precisione e appunto sulla ricerca e innovazione su progetti specifici. Per esempio sul vitivinicolo stiamo lavorando molto sul tema delle ETA, delle tecniche di evoluzione assistita, dove abbiamo delle piante che sono già resistenti all'oidio oppure alla peronospora. Questo significa un domani avere delle piante che non necessitano di trattamenti, o comunque in maniera molto ridotta, e quindi minor fitofarmaci. Ecco, io penso che questa sia una risposta importante che noi possiamo dare, e su questo la Regione si sta concentrando. Penso anche a un altro tema importante: nell'ultimo bando abbiamo finanziato per esempio il mondo zootecnico sul tema del benessere animale. Questo ci ha permesso di avere stalle più tecnologiche, e quindi veniamo incontro all'allevatore. Dall'altro ci permette anche di avere animali trattati meglio, che vivono in un sistema, diciamo, quindi diamo una risposta, se vogliamo, anche al mondo animalista e ambientalista. Stessa cosa con la misura, diciamo, delle sostanze clima alteranti. Anche qua abbiamo messo parecchi milioni di euro, abbiamo scorso tutta la graduatoria rispetto a coloro i quali in zootecnia coprono tutti i vasconi o comprano macchinari per iniettare direttamente all'interno della terra i liquami animali, questo per evitare che si produca ammoniaca, che è il precursore del PM10. Ecco, tutte queste politiche messe insieme, diciamo, sono la strategia della Regione Veneto per pensare a un'agricoltura sostenibile. Noi stiamo lavorando molto anche sul tema degli agriturismi. Per esempio abbiamo già fatto una nuova legge, adesso usciranno anche nuovi decreti, diciamo, attuativi da questo punto di vista regionali, quindi DGR regionali per l'esattezza, dove diamo delle indicazioni specifiche, perché crediamo molto, diciamo, nel connubio tra agricoltura e turismo. Questa è una provincia che vive molto da questo punto di vista. Il Veneto fa oltre 70 milioni di presenze turistiche, molti dei quali vengono nel nostro territorio per mangiare bene e bere bene. Per fare questo e per promuovere i nostri prodotti tipici, ricordo che il 90% del nostro latte viene trasformato in formaggi che poi sono a denominazione, quindi questo significa dare valore al territorio e allo stesso tempo guardare al turismo, a un turismo attento. Ecco, credo che non a caso gli agriturismi o il mondo rurale, anche le attività connesse all'agriturismo, siano cresciute moltissimo negli ultimi anni proprio come, diciamo, strumento per il turismo.